Ancora dati in aumento in provincia di Treviso dal 10 al 15% di positivi in più ogni giorno, dati che sembrano annunciare l'arrivo di una terza ondata. Ma l'ULSS 2 non si è mai smesso di lavorare e il direttore generale Francesco Benassi, rieletto un paio di giorni fa, rinnova il suo impegno in questa battaglia. Guarda, i dati che abbiamo è purtroppo di una maggiore incidenza di contagi, quindi di positività. Si vede purtroppo quotidianamente un aumento continuo e costante del 10-15% ogni giorno, in particolare in certe realtà della Solano, Montebelluna, Castelfranco, e poi ovviamente l'altra cosa, anche un aumento di ricoveri nei reparti. Questo ci fa pensare che nel giro di poco tempo si possa tornare non ai livelli della seconda ondata, comunque con un aumento sia di positivi che di ricoveri. Tra le priorità c'è la situazione delle scuole che con il rientro nelle classi sembrerebbero essere la principale causa di questo incremento. Con l'aggravarsi della situazione farebbe di nuovo capolino la didattica a distanza. Dai dati che abbiamo, 109 classi che sono messe ovviamente in quarantena eccetera, sì, decisamente sì. Purtroppo l'apertura delle scuole non tanto per quanto fanno in classe, che là sono controllati dai docenti, quanto per gli assembramenti esterni dopo la scuola o prima di arrivare alla scuola. Sul piano vaccinale, invece, con il coinvolgimento di tutti gli over 80 nel prossimo step, ci sarebbero nuove importanti novità. La Regione ha avuto una grande intuizione, che è quella di fare la vaccinazione, partiremo da domani, a tutti i pazienti ricoverati in dimissione, sia in ricovero ordinario sia in day hospital. E questo è importante perché andiamo a intercettare persone che sono entrate in ospedale con difficoltà e che verranno subito vaccinate. E la seconda cosa è che andremo a fare tutte le classi, quindi partendo dal 1941 fino ovviamente alle classi del 20, 23, 22, 21, quindi andremo a proteggere tutte le persone fragili nel giro di un mese. Era presente alla conferenza di oggi anche il dottor Pier Ferruccio Ballerini, direttore dell'unità operativa dell'ospedale di Vittorio Veneto. Da Covid Hospital verso il futuro della struttura si prospettano varie fasi di evoluzione nel nosocomio della città della Vittoria. La riorganizzazione di un presidio ospedaliero che trattava molti tipi di patologia in un presidio dedicato solamente a una patologia come quella del Covid-19 è stata evidentemente un pochino traumatica, però devo dire che la riorganizzazione è stata rapida, ben condotta anche da parte della direzione medica ospedaliera, che devo veramente ringraziare in questo, e soprattutto grazie anche alla collaborazione di tutti quanti, i colleghi, medici, infermieri, tutti hanno fatto indiscutibilmente la loro parte. Diciamo che l'ospedale di Vittorio è stato la progettazione degli ambienti di degenza per il Covid è stata anche in certo modo facilitata proprio dalla parte logistico-edilizia dell'ospedale stesso. Prima abbiamo, visto che le risorse impiegate dipendono evidentemente dalle necessità che vengono richieste, prima abbiamo adeguato un blocco, individuando prima di tutto il blocco operatorio per la terapia intensiva. Però quello, diciamo così, che è una cosa un pochettino a parte. Dopo, dedicando prima uno dei due blocchi di corsie di degenza solo al Covid e poi tutti e due i blocchi. Abbiamo avuto dei momenti in cui c'è stato il picco di infettività con necessità di molti ricoveri, in cui veramente l'ospedale è stato pieno, tutte le corsie. Adesso indiscutibilmente c'è stata nell'ultima settimana, 10 giorni, una certa ripresa di casi, però avremmo l'opportunità di aprire ancora delle corsie.